Dopo lo sciopero degli agenti in servizio al carcere di Agrigento, programmato tavolo tecnico. Focus sul rischio idrogeologico, sismico e anche vulcanico in Sicilia, l'intervista al capo della Protezione Civile regionale Calogero Foti. L'ATI respinge il commissariamento e i sindaci sottolineano nessun immobilismo, nessuno ci deve delegittimare. Gli abitanti e i commercianti di via Manzoni di Agrigento vogliono che la sfilata dei gruppi folk del Mandorlo in Fiore raggiunga anche la parte bassa della città. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il prefetto di Agrigento, Dario Caputo, organizzerà un tavolo tecnico per discutere delle legittime richieste della polizia penitenziaria in servizio al carcere di Lorenzo in contrada Petrusa. Questo è il risultato dello sciopero del personale di ieri. Arturo Cantella. La protesta di ieri, fatta dai rappresentanti sindacali dei lavoratori dell'istituto penitenziario di Lorenzo ad Agrigento, che si è svolta sia nella mattinata davanti all'ingresso del penitenziario che nel pomeriggio davanti alla prefettura, sono stati ricevuti dal prefetto Dario Caputo. Una riunione dai toni cordiali e sereni si è protratta per oltre 2 ore. Sono state esposte le tante problematiche del carcere, al termine del quale si è addivenuti alla costituzione di un tavolo tecnico con il provveditore regionale, le rappresentanze sindacali, il direttore dell'istituto, con a capo il prefetto per coordinare i lavori. E noi ci aspettiamo risposte concrete, ma quantomeno per risolvere i minimi problemi. I minimi problemi sono con una nuova organizzazione del lavoro che l'amministrazione locale non si è presentata in riferimento ai numeri che abbiamo. Noi ci aspettiamo che quantomeno la garanzia della sicurezza venga rispettata. Noi ci aspettiamo che la polizia penitenziaria abbia una rilevanza per quello che è la sua figura istituzionale. Il confronto fra le parti, poliziotto penitenziario e utente, è diventato difficile. Tra l'altro il 40% di detenuti sono tutti stranieri. Già abbiamo difficoltà nel confrontarci con i detenuti che parlano lingua italiana, figuriamoci per quelli che ovviamente non ne parlano. In più non siamo più nelle condizioni di garantire l'incolumità fisica del detenuto allorquanto va in escandescenza per problemi tra virgolette familiari, anche tutelando la propria incolumità fisica e preventivando gesti estremi quali quelli dell'impiccagione. Noi avevamo chiesto dei semplici cordless, quanto specie un poliziotto penitenziario si trova solo dentro il reparto. Noi ancora dopo 3 mesi di queste segnalazioni, l'amministrazione locale va cercando la procedura degli acquisti. Avevamo anche offerto la nostra disponibilità ad autotassarci per comprarli, nemmeno questo ovviamente è stato accettato. Comunque la polizia penitenziaria di Agrigento, rispetto anche alle altre polizie penitenziarie di tutto il paese e di tutta la regione, è quella che è screditata. Negli ultimi tempi Agrigento è stato considerato come un lager, è stato considerato proprio un istituto da terzo mondo e lo è. Noi non accettiamo più che vengano fatte le passerelle dalle figure istituzionali, dai politici, per poi far uscire le notizie sulle testate giornalistiche e dopo è nulla. Se voi fate attenzione su tutte le passerelle che sono state effettuate da agosto a questa parte, ovviamente siamo peggio di prima. C'è giunta appena notizia che Sua Eccellenza alle ore 17 ci ha convocati. Avremo modo con questa occasione di poter esporre personalmente quelle che sono le problematiche che attanagliano la Polizia Penitenziaria di Agrigento, che abbiamo ben declinato sia stamattina con i nostri comunicati stampa che con le interviste che vi abbiamo reso. Sul caso del detenuto affetto da tubercolosi ospite al Petrusa e del collega che era stato infettato successivamente, c'è da precisare che non lavora ad Agrigento e che l'infezione è stata trasmessa all'Uccerdone di Palermo e non nella nostra città. Volevo tranquillizzare un po' tutti, la persona affetta da TBC è un nostro collega ma non fa servizio ad Agrigento, ha avuto contatto purtroppo con questo detenuto e che comunque gli auguriamo di riprendersi al più presto possibile.
Ai domiciliari per scontare una condanna per omicidio finisce nei guai perché avrebbe occupato arbitrariamente la casa del nipote che la reclama e lo trascina in tribunale per chiedere di mandarlo a processo. Nei prossimi giorni il GIP Luisa Turco deciderà se archiviare, ordinare nuove indagini o disporre l'imputazione coatta per Gerlando Sollano, 82 anni, condannato definitivamente a 20 anni di carcere con l'accusa di aver ucciso un uomo che gli avrebbe molestato la figlia. L'anziano è accusato di invasione di edificio e minacce. In particolare, secondo quanto ha denunciato il nipote, che adesso si sarebbe appropriato di un immobile che rientrava in un'eredità e che si sarebbe trasferito per espiare la condanna per omicidio in regime di detenzione domiciliare. Il contrasto sarebbe sfociato anche in qualcosa di più grave, tanto che l'uomo ha denunciato lo zio pure per minaccia. Rischio idrogeologico, sismico e vulcanico in Sicilia. Il capo della Protezione Civile Calogero Foti fa il punto sulle criticità dell'isola. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. In occasione del convegno organizzato lo scorso 14 febbraio dall'Ordine degli Ingegneri di Agrigento sul tema riqualificare l'esistente è intervenuto anche l'ingegnere Calogero Foti, che è anche responsabile della Protezione Civile in Sicilia. Qui abbiamo chiesto quali le emergenze e il lavoro svolto dalla struttura regionale per risolvere le tante problematiche ambientali presenti nella nostra isola. L'ingegnere Foti ci ha poi anticipato la creazione di alcuni ambiti territoriali al fine di dividere meglio il territorio siciliano e così poter intervenire subito durante le calamità che si dovrebbero verificare. Il territorio della regione siciliana, tra tutti quelli della nazione italiana, è sicuramente il più soggetto alle più svariate tipologie di rischi, esistendo una problematica di rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e quindi questo necessita lo studio di modelli adeguati ognuno ai vari rischi esistenti sul territorio. Siamo stati colpiti dal terremoto ultimo a Santo Stefano nel 2018, lì si è sviluppata immediatamente un'attività di ripresa ed emergenziale, adesso sta iniziando con il commissario un'attività di ricostruzione che non è affidata al Dipartimento ma che è altrettanto importante. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, oltre ad aver definito delle procedure che possano immediatamente attivare le risorse di protezione civile a sostegno della salvaguardia dei cittadini, devo dire che il governo ha deciso di investire parecchio in prevenzione ed è forse da 2 anni, come prima non era accaduto, che si sono effettuati tutta una serie di interventi che consentono una riduzione del rischio, quindi prevenendo la situazione emergenziale. Stiamo cercando di dare un disegno diverso alla risposta sismica, alla risposta di crisi nel territorio attraverso per esempio l'attuazione e la suddivisione in ambiti del territorio così come prescrive fra l'altro la norma nazionale, e questo dovrebbe consentire una immediatezza degli interventi e una migliore fase di studio della pianificazione di protezione civile. L'assessorato regionale alle acque ha nominato un commissario ad acta per aggiornare l'attuale piano d'ambito e provvedere entro fine anno all'affidamento della gestione del servizio idrico alla non ancora costituita consortile pubblica. Secondo una nota dell'ATI, la Regione non ha tenuto debitamente in considerazione il lavoro svolto fin qui e fino alla data di insediamento degli organi dell'ATI. Non c'è stato immobilismo, dicono, riteniamo veramente un'ingiustizia, un'offesa al lavoro dei sindaci che si sono dedicati con passione ad abnegazione ai lavori dell'ATI, un'offesa alla sana politica e ai tanti risultati raggiunti. Questo immobilismo, si chiedono, forse al governo e alla burocrazia regionale tutto ciò disturba, bisogna farla finita, continuano con la stagione dei commissari, si tratta di scelte che calpestano e sospendono la democrazia rappresentata dalle istituzioni nel territorio. Questo non lo accettiamo. Il Consiglio direttivo dell'ATI, dicono, è pronto a ogni azione di contrasto e lotta in tutte le sedi in assenza di risposte immediate dal Presidente della Regione sulla revoca del commissariamento. La direzione investigativa antimafia di Palermo ha arrestato 8 affiliati al clan Arenella, in manette Gaetano Scotto, indicato dai pentiti come il trade union tra Cosa Nostra e i servizi segreti, accusato della strage di Via D'Amelio. I particolari nel servizio.
La DIA di Palermo, grazie all'operazione White Shark portata a compimento nella mattinata odierna, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 soggetti ritenuti a vario titolo responsabili di associazione mafiosa, estorsione aggravata in concorso, intestazione fittizia aggravata ed altro. 7 di essi sono stati tradotti in carcere, per uno è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Gli indagati sono ritenuti organici della famiglia mafiosa dell'Arenella Vergine Maria di Palermo. 4 dei provvedimenti eseguiti riguardano esponenti della famiglia Scotto, i 3 fratelli Gaetano, Pietro e Francesco Paolo, nonché Antonino, figlio di quest'ultimo. Le investigazioni hanno riguardato principalmente Gaetano Scotto, figura fra le più rappresentative del mandamento di Palermo Resuttana, capeggiato dai fratelli Madonia. Le attività tecniche di ascolto hanno consentito di ricostruire la complessa ed articolata rete di relazione dell'uomo, nonché le dinamiche interne al sodalizio mafioso di riferimento. Scotto è risultato essere referente per la risoluzione di ogni tipo di problema prospettatogli dal suo quartiere. Avrebbe detenuto infatti il pieno controllo delle attività economiche ed estorsive. Nel corso delle indagini si è evidenziato il ruolo carismatico di Gaetano Scotto, il quale avrebbe dimostrato di saper gestire il ruolo riconosciutogli ponendosi al di fuori delle ordinarie dinamiche di Cosa Nostra. Gaetano Scotto, già detenuto presso la casa circondariale di Roma Rebibbia, venne scarcerato il 21 gennaio 2016. Al suo rientro all'Arenella trovò da subito un intero quartiere ad attenderlo, pregno di devozione e di rispetto, documentati ad esempio nel corso della festa di Sant'Antonio da Padova, patrono della borgata marinara dell'Arenella, tenutasi il 13 giugno 2016. Le indagini della DIA hanno permesso di evidenziare inoltre un importante spaccato sulla gestione delle concessioni e sul controllo di alcune attività imprenditoriali da parte della famiglia dell'Arenella, in grado di autorizzare ed indirizzare l'apertura di imprese commerciali e la gestione del commercio ambulante. Il carisma di cui gode Gaetano Scotto all'interno di Cosa Nostra palermitana lo ha portato ad essere influente anche nei riguardi di altre famiglie mafiose, anche se appartenenti a mandamenti diversi. Le indagini svolte, infatti, hanno permesso di evidenziare gli stretti rapporti intrattenuti anche con altri uomini d'onore. La DIA ha proceduto infine al sequestro preventivo del White Club, un pub alla moda situato in via Cardinale Guglielmo Massaia, cioè all'interno del rimessaggio Marina Arenella di Palermo. Il cartello sociale torna a parlare della viabilità dell'Agrigentino, chiede i motivi dei ritardi sul rifacimento del ponte di Milena. Il tratto stradale interessa sia il comune di Casteltermini che di Campofranco. Arturo Cantella. Arrivano le prime sollecitazioni circa le opere stradali realizzate, a farlo il cartello sociale che questa volta interviene prontamente sul rifacimento del ponte di Milena con una lettera inviata al commissario del comune di Casteltermini e al sindaco del comune di Campofranco. I rappresentanti del cartello sociale, ricordiamo come in data 8 febbraio scorso si è tenuto un incontro in prefettura per entrare nel merito delle singole criticità rispetto alle tante strade chiuse che vedono la restrizione della circolazione, e tra queste è stata richiamata per l'appunto l'attenzione sul problema del ponte Milena, che da diversi anni vede la presenza di un semaforo che regola la circolazione in senso alternato. Il dirigente dell'ANAS Sicilia, ingegnere Valerio Mele, che ha comunicato ai presenti all'incontro che esiste un progetto per trovare la soluzione al problema esistente. Tuttavia, nel mese di aprile del 2018, a seguito delle scelte delle amministrazioni in carica in quel periodo che avrebbero rinunciato alla procedura d'urgenza, si è rimasti imbrigliati dalle procedure lunghe e farraginose. Alla data odierna si apprende, afferma il cartello sociale, che i lavori non possono iniziare perché il comune di Campofranco e il comune di Casteltermini non hanno risposto alle sollecitazioni dell'ANAS per il rilascio del parere di propria competenza. Per tale motivo si chiede con cortese urgenza di conoscere le ragioni per cui non si è ancora provveduto a riscontrare la suddetta richiesta e in particolare cosa impedisce che si diano al più presto le giuste direttive affinché vengano forniti i pareri con sollecitudine al fine di sbloccare l'ingresciosa situazione.
Il maniaco degli specchietti è stato identificato, verrà adesso denunciato alla Procura della Repubblica per danneggiamento aggravato. È un 50enne di Agrigento, l'autore del raid, che nella tarda serata di domenica ha mandato in frantumi gli specchietti di 4 vetture posteggiate in via Duomo nel cuore della città dei Templi. Fra le utilitarie prese di mira anche quella di un parroco. Il 50enne a quanto pare ha raggiunto, colpito e devastato gli specchietti delle 4 auto che erano posteggiate l'una a poca distanza dall'altra lungo la stessa via, ma qualcuno non si è girato dall'altra parte fingendo di non vedere e di non capire. È stato lanciato l'SOS in via Duomo, si è precipitata una pattuglia della sezione volanti. Gli agenti nel giro di pochissimi minuti sono riusciti a chiudere il cerchio, a ricostruire cosa effettivamente era accaduto e chi era l'autore di quella raffica di danneggiamenti. Il presunto maniaco degli specchietti e retrovisori è stato dunque identificato e ieri appariva scontata una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. È diventato virale il video della tentata rapina di sabato sera a Canicattì ai danni della tabaccheria La Lomia, che si trova in via Pirandello. Alle telecamere interne dell'esercizio commerciale non è sfuggito nulla. Hanno registrato tutto. Si vede il rapinatore solitario, travisato al volto, che imbraccia un fucile mitragliatore giocattolo, entrare nella tabaccheria. Una volta dentro si è impossessato della cassetta del registratore di cassa contenente l'incasso giornaliero. La pronta reazione dei proprietari però, che colpivano il malvivente per ben 2 volte sul corpo con un manico di scopa in legno, faceva desistere il rapinatore a consumare l'evento delittuoso. Infatti abbandonò valore dalla tabaccheria. Il malvivente, una volta uscito dall'esercizio commerciale, si dava a precipitosa fuga, facendo perdere le tracce a bordo di un ciclomotore guidato da un complice. Indagini sono in corso da parte della polizia, che ha sequestrato anche il video. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. I gruppi folk che partecipano al Mandorle in Fiore non sfileranno in via Manzoni sul piede di guerra a commercianti e residenti. Saragallo. L'organizzazione della nuova edizione della Festa del Mandorle in Fiore anche quest'anno sembrerebbe non rispettare il tradizionale passaggio della sfilata della seconda domenica della festa per la via Callicratide e per la via Manzoni, una scelta sentita come torto dagli abitanti, in particolare dai molti anziani che hanno visto la nascita di questa tradizione e soprattutto dai commercianti, i quali devono già fare i conti con la crisi economica. E sono proprio questi ultimi a denunciare questo trattamento da cittadini di serie B rispetto agli abitanti del centro, auspicandone il mutamento di questa decisione. Voi in quanto commercianti che cosa ne pensate? Che dobbiamo pensare? Pensiamo che con una cosa bella che c'era anche per la via Manzoni e per la città in sé, in quanto più lunga era la sfilata, più durava la festa, e quindi anche per i commercianti ma per le persone stesse era un motivo di vantare qualcosa di buono per la città. Era un modo anche per pubblicizzare un pochettino di più ovviamente i commercianti della via Manzoni, della via Callicratide e di tutte le vie in cui poteva passare la sfilata. Lei pensa che il passaggio dei gruppi in via Manzoni potrebbe giovare per le attività commerciali? No, non credo che ci sia uno sviluppo in questo senso, anche perché sono orari scomodi però dal punto di vista commerciale, però è sempre una cosa positiva, almeno per questa via che ormai è stata un po' abbandonata a se stessa. Quello che era a cui siamo sempre stati abituati a vedere e conoscere la festa come qualcosa che abbracciava comunque un po' più quartieri possibili dell'Agrigentino e quindi rendeva un po' la festa più nostra. Adesso sembra che si sia più che altro localizzata in 2-3 quartieri del centro, spostando quasi l'attenzione della festa a pochi privilegiati, se vogliamo dire così. Sono d'accordo con le norme di sicurezza, però penso anche che la zona di via Manzoni è una zona commerciale tanto quanto quella di Pietanea, quindi non è giusto che non passano da qui. La domenica molta gente aspettava qui in zona, sapendolo molto tempo prima le persone si organizzano e si recano anche in questa zona, nei vari quartieri, come la tradizione comunque precedenza. Io le posso dire una cosa, per me ormai l'hanno fatta morire, è una festa mondiale e non essere via Manzoni e via Callicratide privilegiata del passaggio della sagra mi sembra una cosa proprio non tanto voluta dall'amministrazione, ma bensì non impegnativa dell'amministrazione con l'ente parco a dire sì, non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Agrigento è unica.
Discariche abusive lungo le strade di Canicattì dopo il sequestro, la bonifica alla presenza dei carabinieri. C'è il servizio. Lungo le strade statali 122 Terre e 640, personale addetto incaricato dall'ANAS a seguito del sequestro effettuato mesi fa dai carabinieri ha definitivamente rimosso i rifiuti che da anni erano stati progressivamente abbandonati sui margini della carreggiata. A presiedere le operazioni gli stessi carabinieri di Canicattì e del centro anticrimine natura che diedero inizio alle operazioni di rimozione e bonifica. Qualche mese fa, infatti, a Canicattì i carabinieri della locale compagnia e del centro anticrimine natura avevano sequestrato ben 3 aree lungo la strada statale, angoli trasformati in accumulo di rifiuti di ogni genere. La definitiva pulizia del sedime stradale è avvenuta ieri. Il comando provinciale dell'Arma è impegnato ormai da anni nel tentativo di fronteggiare il proliferare di discariche abusive, molto spesso contenenti rifiuti speciali e pericolosi. Controlli mirati volti a risolvere il problema e aiutare i cittadini in un percorso di corretto smaltimento della spazzatura. In questo caso a Canicattì, lungo le statali 122 Terre e 640, in 3 differenti piazzole di sosta, i carabinieri avevano trovato qualche mese fa prodotti industriali, scarti di lavorazione edile e materiali in disuso. Non solo. La discarica abusiva era arricchita anche da parti di autovetture, pneumatici, contenitori con oli esausti. Ieri mattina finalmente la pulizia, in sinergia con l'ente proprietario delle strade e la ditta specializzata incaricata della bonifica, alla costante presenza dei carabinieri, sono state sgomberate le aree interessate riportando nuovo decoro per le vie di collegamento e l'ingresso a Canicattì. Le operazioni a tutela dell'ambiente e di contrasto al fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti continueranno, fanno sapere i carabinieri del comando provinciale di Agrigento, senza sosta in tutta la provincia. Giovedì prossimo, dopodomani, seminario al Circolo Empedocleo di Agrigento per i giornalisti e consegna dei premi Ande 2020. Margherita Trupiano. Carola De Paoli, l'Ande è sempre impegnata su tematiche di grande rilievo. Giovedì si parla di mafia. Come lo farete? Ci incontreremo al Circolo Empedocleo e tratteremo nel corso di un convegno, perché come nello stile dell'Ande sarà sempre convegno aperto a tutti, ma che questa volta ha anche la forma di seminario, perché è rivolto ai giornalisti con crediti formativi. L'argomento sarà nuovi codici e nuova narrazione della mafia. Avremo il piacere di avere con noi giornalisti, dottore Mario Barresi della Sicilia, il dottore Riccardo Loverso del quotidiano online Live Sicilia e il professore Pira, professore sociologo, professore di comunicazione e giornalismo presso l'Università di Messina, che quindi animeranno il dibattito. In sostanza si parte dalla considerazione del cambiamento radicale che ha subito negli ultimi decenni la mafia, passando da una caratteristica tipica che era quella dello stragismo, della violenza conclamata, aperta, ad una mafia più silente, più subdola. Una mafia che ha cambiato viso, ha cambiato forma, cerca di assumere una forma di, diciamo, quasi come di elite e di andare a incidere su quel confine, diciamo quasi anche impalpabile tra legalità ed illegalità, cerca di insinuarsi. Il punto forte su cui appunto si sta muovendo in questi ultimi tempi la mafia, questa organizzazione criminale, è appunto che ha cambiato aspetto la modalità di comunicazione, quindi cercando di utilizzare anche le moderne tecnologie, mentre di contro vi è una percezione da parte dell'opinione pubblica, quindi della non pericolosità di questa mafia, proprio perché non abbiamo l'aspetto della violenza che era eclatante, che era odioso naturalmente a tutti, non solo a chi la subiva ma anche agli altri. Quindi diciamo che la mafia, per concludere, possiamo dire che la nuova mafia ha una comunicazione che va oltre il linguaggio. Possiamo dire anche che non è solo e semplicemente un codice, ma vi è anche dietro un ragionamento. E su questo rifletteremo? Giovedì prossimo, giorno 20, alle ore 16, presso il Circolo Empedocleo.
La collega, giornalista, presentatrice, artista e pittrice Margherita Trupiano si presenta adesso nella veste di poetessa con una raccolta di liriche dedicate alla Valle dei Templi dal titolo Emozioni della Valle. La presentazione del libro è in programma oggi alle ore 16 nell'aula magna dell'Istituto Bersagliere Urso Mendora. L'incontro con la poetessa Margherita Trupiano, moderato dal giornalista Giuseppe Moscato, si aprirà con i saluti della dirigente scolastica Brigida Lombardi e della presidente del Centro Guttuso Lina Urso Gucciardino, previsti gli interventi dello scrittore Antonio Patti, dell'operatrice culturale Etta Milioto e del pittore Vincenzo Patti. In programma anche alcuni interventi artistici degli alunni dell'istituto. Cresce in Sicilia la percentuale di iscritti al tempo pieno scolastico. Lo dimostrano i dati registrati dal MIUR relativi alle iscrizioni al prossimo anno scolastico 2020-2021. La percentuale di famiglie che ha iscritto i propri figli alla scuola primaria statale scegliendo il tempo pieno raggiunge il 15,6%, dato in crescita rispetto al 3,4% relativo all'iscrizione 2019-2020 e all'11,6% dell'anno 2018-2019. Dati positivi che, pur segnando un netto miglioramento rispetto alla base percentuale risalente al 2016, rimangono ancora distanti dalle scelte compiute nelle altre regioni italiane, dove la tendenza al tempo prolungato è decisamente più marcata, come punte che superano il 60% in Piemonte e nel Lazio. Guardiamo con ottimismo al trend positivo che riguarda la crescita del tempo pieno nelle scuole primarie della Sicilia, spiega l'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla, ma l'obiettivo resta quello di ridurre drasticamente il divario con le altre regioni del paese. Come già iniziata a fare attraverso la sperimentazione siglata con il MIUR, potenzieremo ulteriormente il tempo pieno, fornendo agli istituti scolastici gli opportuni strumenti per creare spazi idonei all'accoglienza, alla reflezione e alle attività laboratoriali. Per la Sicilia si tratta di uno strumento che è certamente fondamentale per contrastare il complesso fenomeno della dispersione scolastica. Sono 15 gli istituti scolastici siciliani dove è stato avviato un percorso sperimentale. Grazie all'accordo tra Ministero e Regione Siciliana, inoltre, sono stati attivati servizi di mensa scolastica e attività volte all'approfondimento delle competenze di base e non solo. Sport, musica, danza, laboratori di cucina, iniziative rivolte all'integrazione che stanno coinvolgendo centinaia di studenti, con l'obiettivo di valorizzare le diverse vocazioni e di fidelizzarle all'apprendimento scolastico. Il ministro per le politiche agricole fa tappa a Palermo. C'è il servizio. Noi siamo quelli che sono stati definiti maleducati, ma se per maleducazione significa dire guardate che avete perso un po' la baraonda, che questo paese non è che sta messo così in sicurezza dove ognuno può discettare come vuole, questo paese non ha solo interrotto la crescita, questo paese sta tornando indietro. Questo paese, se segna un meno 4% sulla produzione industriale e sulla produzione di auto segna un meno 12%, è un paese che si deve interrogare rapidamente su quali misure vuole mettere in campo, ma prima ancora qual è il sistema paese che vuole costruire. Perché da troppo tempo in Italia non si parla di sistema paese, si leggono i dati e non si capisce. Allora saremo maleducati, ma se tu non conosci il sistema paese fai degli errori. Ministro, lei ha voluto toccare da tempo con mano il settore dell'agricoltura, le aziende anche del sud. Oggi in Sicilia cosa riscontra? Che qui ci sono delle eccellenze, ci sono ovviamente tante criticità, ma ci sono delle persone che hanno investito e che stanno portando avanti le loro aziende dando buoni cibi alle nostre tavole e creando buone opportunità di lavoro. E io sono qui anche per sostenere queste persone, perché noi dobbiamo mettere questo sistema produttivo nella condizione di poter essere competitivo sui mercati mondiali attraverso la qualità dei prodotti che noi dobbiamo aiutare ad arrivare su quei mercati che sono sempre più lontani e dove ci sono i consumatori che possono permettersi il costo del Made in Italy. Mancano le infrastrutture necessarie? Sicuramente le infrastrutture nel Mezzogiorno difettano molto e c'è bisogno di creare quelle infrastrutture utili, così come stiamo proponendo per esempio con Italia Shock, dove parliamo di 120 miliardi di euro
che devono essere impegnati per realizzare le opere piccole e grandi, e cioè le opere utili per poter essere più competitivi. Un produttore di agrumi della Sicilia con un produttore di frutta dell'Emilia Romagna hanno la stessa possibilità di competere sui mercati? Sui mercati c'è un fattore che si chiama fattore tempo. Se tu quei prodotti li fai arrivare in 10 ore sui mercati ricchi dell'Unione Europea o sui mercati del mondo, dove possono pagare il prezzo del Made in Italy, è un conto. Se li fai arrivare 11 ore dopo è un altro conto. Perdi in competitività, perdi in valore delle produzioni, perdi in infrastrutture. E allora ce lo vogliamo porre un problema che magari un porto, un aeroporto nel mezzogiorno deve essere destinato a commercializzare i prodotti di un settore importante, perché dalla Sicilia ci mettono 11 ore per arrivare nel centro Italia e poi devono arrivare magari in un porto dell'Olanda per essere imbarcati su una nave o su un aereo per andare dall'altro capo del mondo. L'idea paese che abbiamo noi è quella di dire: questo è un settore dove si devono fare investimenti, dove ci deve essere l'innovazione, dove le imprese devono essere aiutate, non con finanziamenti assistenziali, ma con infrastrutture e con quegli interventi che devono aiutarli a portare i grandi e i piccoli, soprattutto le piccole imprese. Ci fermiamo adesso per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria. A tra poco, vi aspetto. Basket a 2, sentiamo il commento a caldo post partita del coach della Fortitudo Cagnardi dopo la sconfitta contro il Rieti. Come giusto che sia, innanzitutto i complimenti a Rieti, ai giocatori di Rieti e allo staff tecnico che ha preparato molto bene la partita. Sapevamo che venire qui sarebbe stato difficile, Rieti arrivava da 6 vittorie consecutive in casa, questa è la 7ª, questi sono dati di fatto. Non sapevamo bene che tipo di partita a livello tattico poteva uscirne, perché comunque le due squadre arrivavano come tutte le squadre da una settimana dove si sono giocate 3 partite in 7 giorni, quindi andavano un po' anche testate le energie e quant'altro. Avevamo l'idea comunque di provare a giocare una partita rimanendo attaccati, provare a giocarsela negli ultimi 2 minuti, al di là di come sono andati i 40 minuti. Ci eravamo anche riusciti, se magari anche con un po' più difficoltà rispetto a quello che avremmo voluto, a rimanere attaccati a questa partita, o meglio riprenderla. Negli ultimi 2 minuti abbiamo fatto qualche ingenuità, siamo stati poco lucidi offensivamente, Rieti ci ha punito un paio di scelte difensive. Tornando un po' all'andamento della gara, abbiamo approcciato abbastanza bene, abbiamo fatto 2 buoni primi quarti, le squadre erano un pochettino contratte in attacco, però c'era molta fisicità, molta tensione nervosa, la partita si sentiva un'atmosfera bellissima, molto bello giocare qua, per me è la prima volta, spero di tornarci. Abbiamo fatto un paio di errori nel finale del secondo quarto, Rieti ci ha superato, avremmo potuto, probabilmente anzi dovuto finire in vantaggio il secondo quarto, perché a +8 abbiamo affrettato 3 tiri e abbiamo dato poco peso ai 3 stop difensivi sulla chiusura del quarto. Abbiamo approcciato molto male il terzo quarto e molto bene Rieti, Rieti sembrava andata via, devo dire, con tutti gli errori che abbiamo fatto e che valuteremo durante la settimana, devo dire che la mia squadra anche oggi ha dimostrato di non mollare, quindi i ragazzi comunque hanno provato a rimanere nella partita, ci hanno creduto, forse più individualmente che non di gruppo. In difesa abbiamo provato ad alzare l'intensità per quel che ne avevamo, siamo riusciti a recuperare, abbiamo avuto anche il pallone del sorpasso, lì veramente un paio di errori non ci hanno dato la possibilità, più che di sorpassare nel punteggio, forse di dare quella svolta emotiva, perché chiaramente quando una squadra gioca in casa come Rieti sta sopra, adesso non so di quanto è stata sopra, però 14 punti, e poi si vede superata a pochi minuti dalla fine, potrebbe avere anche una difficoltà emotiva. Purtroppo non ci è mancato quel colpo, poi loro sono stati bravi a trovare un paio di canestri, è andata
giocata così, noi come sempre ci rimbocchiamo le maniche, torniamo in palestra. Domenica abbiamo una partita difficilissima in casa contro Napoli, a questo punto della stagione ogni partita è determinante per la classifica e bisogna guardare di volta in volta a ogni singola gara. È mancato qualcosa nella gestione complessiva del match, nell'ultima parte di gara? Cosa ha pagato in particolare la sua squadra? Abbiamo visto molto nervosismo, tanti errori e probabilmente i giocatori diciamo un po' più determinanti sono venuti meno nei momenti topici. Ma sì, come detto prima, sì, sicuramente qualcosa nella gestione anche mia personale, logicamente, perché bisogna fare autocritica, però sono abituato a rivedere le partite, quindi rivedendola poi cercherò anche di capire dove aggiustare. È vero, abbiamo avuto dei giocatori che hanno fatto degli errori, però fa parte del gioco. C'era nervosismo, ma più che nervosismo c'era tensione nervosa, cioè c'era una bella atmosfera, tanto pubblico, il pubblico di casa spingeva la squadra di casa voleva a tutti i costi prendere questa vittoria. Noi non volevamo mollare, per gli arbitri non è mai facile arbitrare, possono anche aver fatto degli errori di qua e di là, ma chiaramente sempre in buona fede ci mancherebbe. I giocatori in queste situazioni fanno fatica anche a rimanere concentrati, è un po' anche la bellezza del gioco, dai. E diciamo che loro hanno fatto quelle 3 cose positive in più rispetto ai nostri 3 errori, invece che hanno anche un pochettino riaperto la forbice nell'ultimo minuto, hanno meritato di vincere. Peccato perché è un'occasione, le occasioni non tornano, un'occasione sprecata. Bisogna recuperare un po' le energie. Oggi avevamo James in rientro dopo 3 partite dove non aveva giocato e quindi era un po' fuori ritmo. Speriamo che questa gara gli serva anche per ritrovare un po' di ritmo partita. Pepe non ha giocato una buona gara, ma era un mese che senza l'americano obiettivamente ci ha veramente dato un grande supporto. Ambrosini ha fatto fatica, ma ha fatto una partita difensiva di grande sacrificio. Giovanni De Nicolao, quello che comunque ci ha dato il recupero. Albano Carastella ha fatto 2 o 3 canestri determinati da 3 punti, seppure non sono il suo, dimostrando coraggio. Isoli era stanco, ci ha provato. I ragazzi della panchina non sempre sono pronti per questo tipo di partita, è una grande esperienza per loro. Insomma, noi adesso guardiamo al nostro, ripeto, rinnovo i complimenti a Rieti e avanti tutta. Calcio Eccellenza vince con difficoltà il Canicattì Calcio sul Misilmeri. Vediamo. Prestazione convincente delle Canicattì nell'ultima giornata del campionato di eccellenza Sicilia, girone A, la 23esima, ha battuto in casa al Saraceno di Ravanusa il Don Carlo Misilmeri. Non è stata però una passeggiata per gli uomini di Capitan Giuseppe Tedesco, il canicattinese che ha portato la fascia gialla al braccio stante l'assenza per squalifica del capitano Francesco Maggio, perché hanno trovato un avversario che ha giocato molto bene ed è stato pericoloso in alcune occasioni. Una partita che i padroni di casa, che per un giorno hanno smesso i panni biancorossi per permettere all'avversario di usare gli stessi colori sociali e nel completo blu con strisce bianche e gialle, hanno fatto fatica a chiudere con qualche blackout di troppo all'inizio del secondo tempo la partita. È bastato il boom boom di Federico Matera a far conquistare al Canicattì 3 punti preziosi che mantengono la squadra al secondo posto con 6 punti in meno della capolista Dattilo e con una distanza di 2 lunghezze sulla corrente Agragas che non molla la presa. Le prime 3 teste di serie hanno vinto tutte. Nel secondo tempo, commenta l'allenatore del Canicattì Pippo Romano, abbiamo avuto un calo mentale più che fisico. Probabilmente il fatto di avere tentato e ritentato di chiudere la partita senza riuscirci ci ha fatto avere un attimo di scoramento. Poi siamo rimasti in 10 per l'espulsione di Vittorio Caronia ed è diventato tutto più complicato. Devo dire che i ragazzi sono stati bravi anche in inferiorità numerica, aggiunge il tecnico, a reggere la partita. Abbiamo avuto anche in 10 la possibilità di chiudere definitivamente la gara, ma io lo sapevo che era una gara tosta, difficile contro un'ottima squadra. Quanto alla valutazione dei calciatori, Romano dice tutta la squadra ha sofferto quando c'era da soffrire, è stata brava a non disunirsi mai, ci ha portato a vincere questa partita importantissima per il nostro cammino, perciò i complimenti vanno a tutti, indistintamente anche a quelli che sono rimasti in panchina e hanno sofferto come i 10 rimasti in campo dopo l'espulsione del nostro giocatore. Il Carnevale manda in vacanza la prima e la seconda categoria. Carmelo Lentini. In prima e seconda categoria squadre a riposo per la lunga pausa di Carnevale indetta dalla Lega Sicula e prevista nel calendario, tanto che i tornei in questione ritorneranno regolarmente in campo nel weekend che va dal 29 febbraio al 1 marzo. Ma vediamo qual è l'attuale situazione in questi tornei.
In prima categoria, dopo il pari dell'ultimo turno tra le due battistrada Atletico Favara e Gorgonia, le distanze rimangono immutate tra il primo e il secondo posto, appena un punto, con la compagine favarese più avanti. Chi si avvicina alle prime due è il Raffadale, che adesso si pone a 2 punti dal secondo posto. Per quanto riguarda la bassa classifica, la Libertar Serracalmuto rimane all'ultimo posto in condominio con il Sant'Anna di Enna. Ricordiamo che l'ultima retrocede direttamente, mentre la penultima e la terzultima andranno ai play-out. Nel campionato di seconda categoria girone E si è giocata la 17ª giornata e la situazione in vetta non ha subito grossi scossoni. In testa alla graduatoria veleggia sempre la Sommatinese, mentre segue a ruota il Don Bosco Mussomeli sconfitto dall'Alessandria della Rocca. In terza posizione a 33 punti una coppia tutta agrigentina, Atletico Montallegro e Alessandria della Rocca. Sale la china all'Eraclea Minoa, mentre il Muxar è sceso in ultima posizione. Si è giocato regolarmente invece in terza categoria, con il Virtus Favara fermato in casa dal Santa Elisabetta, ma che riesce ugualmente a conquistare la vetta raggiungendo il Campobello, quest'ultimo sconfitto di misura sul campo del sorprendente Prizzi. Una gara molto combattuta quella di Favara, che ha messo in evidenza la grande attenzione delle rispettive difese che hanno saputo mettere la museruola agli avanti di entrambi gli schieramenti. Bella vittoria esterna del Prosciacca che passa a Burgio con un sonoro 1-5. Stesso discorso vale per il rinato Atena che a Cenciana rifila ben 4 reti agli avversari. In ripresa anche la Quesquinese che va a vincere a Comitini, mentre a Ribera la locale Vis ha dovuto lottare parecchio per avere la meglio di uno Scorbutico e mai Domo Reale Unione. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.